No, io stasera ce la tengo a morto con capo a lampadine. Tu mi spieghi, dopo che la Salernitana pareggia con Milan, quando succedono queste cose? L'Inter che perde in casa con Sassuolo. E quando mai succede? Tu una partita importante così della stagione, ma vai a giocare con Petagna e Demme titolare, ma va a fa mocca a mamma, te va a fa mocca, ma va a fa mocca, a posto lo cruscotto, a posto lo cruscotto, a si chiama a cazzotti in da capa, a capa e sta lampadina e merda catina, spalle, a lampadina catina, e chi te mulla, a lampadina catina. Ma porca che l'infama, porca! Ma mannaggia, maronna, mannaggia! Quante cazzo capitano occasioni così? E l'Inter che perde in casa. O Milan pareggia a Salerno. Vediamo se siamo cresciuti di mentalità. Vediamo se il Napoli va a vincere a Cagliari. E magari prendiamo il Milan a pari punti e ci mettiamo l'Inter alle spalle e gli mettevi pressione. Pressione del cazzo, pressione del cazzo. Perché il Cagliari stasera meritava anche di vincere. Il Cagliari questa sera meritava anche di vincere. Hai preso un pareggio a Suran e piato pareggio. Osimhen in banchino Fetrasi l'ultimi 20 minuti. Gli ultimi 20 minuti. Porca infame. Mannaggia la miseria, io mi aspettavo un secondo tempo, lo facevo già trasì, invece tenuto che lo chiove Petagna tutta la partita. Quel chiodo di Petagna, che oggi ti ha fatto vedere quanto vale, in te partite importanti ti ha fatto vedere quanto vale, non che mi va a segnare partite facili, ma che se mi segnassi partite qua se sei un attaccante da Napoli, queste devi fare gol, cosa che ha fatto Osimhen in 20 minuti, ha giocato più di Petagna, si può dire, ha fatto che is. Mario Rui il migliore in campo, ma ci rendiamo conto? Mario Rui, porca infame, porca che la puttana, porca. Mannaggia, miseria, sto incazzato nero, Noi non dobbiamo vincere lo scudetto, dobbiamo andare in Champions. Ma con questa mentalità qui non chiama a nessuna parte. Non chiama innanzi né in Europa League, lo dico subito, mi porta innanzi, né in Europa League e non vince nemmeno un cazzo, pure chi stanno, non vinciamo niente. E vai, porca troia, maledetta lampadina e merda. Sta lampadina e merda, porca in una partita importante chi lo mi va a mettere a Petagna e Demme, ma vai a mettere a Petagna e Demme e chi le mo di Lorenzo si fa male, perché ci vuole pure la sfortuna in una partita, no? No, perché no, non siamo il Napoli. Pure Di Lorenzo che non si è mai fatto male in vita sua, proprio stasera si va a Roma. Proprio stasera in una partita fondamentale della stagione si fa male Di Lorenzo, o spacca la capa. Poi Petagna mi fa un cazzo, Mertens non ne parliamo proprio, Mario Ruiz ha da fare tutta la fascia, un modulo è merda perché va a mettere pure un modulo di merda a Spalletti, ma io non capisco perché Demme che ne giocherà a morte lo papo fa giocare titolare, non si vede in campo, non tocca il campo chissà da quando e me lo metti titolare. Petagna me lo metti titolare pure lui in una partita importante chi ti è morto, mette che si due titolari e Osimhen e Fabio Ruiz in banchina. Osimhen e Fabio Ruiz in banchina. Oh, Lambadi, ma che cazzo tieni in da capo? Ma che tieni chi te mollica? Mannaggia, voglio mannaggia. E poi il Cagliari ha costruito tre palle gol nette, cioè pulite. Ospina fa i miracoli e tutte cose e poi fa una papera e merda sul gol dell'1-0. Mamma mia, Ospi hai sempre fatto grandi parate. Oggi hai regalato un gol al Cagliari. Poi ci hai messo una pezza sugli altri interventi, ho capito. La salvo Osimhen sta partita perché noi l'avevamo persa sta partita. Faccio un applauso al Cagliari che ha giocato una signore partita. Non ho mai visto un Napoli così brutto e l'hanno detto pure i commentatori, Il Napoli non sa che cazzo teneva in da capo, che cazzo aveva in da sta capa e merda, in da lampadine tua, Spalletti. Mamma mia, una partita da vincere, che quelle sopra a te
fanno i passi falsi, che fai? Pure tu ti metti a fare come allora. Allora, voglio, allora siamo destinati a non vincere manco un cazzo, mai. Non vinceremo mai niente. Porca infame, mai un cazzo. Ah. Niente, voglio. Ci vediamo la prossima volta, il prossimo video, se sto sempre vivo, chi cazzo sa. Con questo è tutto, voglio al di là del risultato, sempre e comunque forza Napoli.